chiamare? Eccellenza. Io che individuare cose strane, buie e isolate. Poc'anzi sono stati assalti e duelli. Gli uomini sono rimasti uccisi. Addirittura uccisi. Vi sconsiglio dunque di non continuare, eccellenza. E poi con quella cassa che pare un forziere e che oro deve contenere. Avete proprio ragione, Rodrigo. Sono molti i banditi e gli uomini di malaffare che aspettano appostati dai vicoli coperti dal mondo. E per fortuna avete incontrato me! Che fortuna! Dai, ma non so più. Facciamo così! 100 scudi, vi sarete guadagnato la protezione mia e di tutti i miei uomini sparsi in ogni angolo della città. 100 scudi! Non vi preoccupate, ci penseremo io e il mio valido compare a tutelare il conte. Tu fatti da parte! Mi conoscete che te, quel vermiciattolo? Vorreste proteggere il conte e i suoi ori? Pappaella! Mi hai dato aver questo. E allora? Mi sarà una fortuna per darmi all'inferno. Fatemi vedere cosa deve fare. Lui non attacca mai. In quella casa non ci sono Niente di a fermo. un'antica reliquia appartenuta alla mia famiglia, che ora devo consegnare al priore e non pagherò nessuno, né voi né i vostri uomini per farlo. Quindi andate per la vostra strada e tenete alla mia. Sì? Allora, signor Quando Conte, un po' come io parlo. eccellenza, fate vedere se il ferro lo sapete usare. Se è questo che volete, sarà. Ah! Ma troppo veloce. Questo che voleva la spada. Ho fatto finta però. E ora? E ora? Morto. Ma ancora di morto quello. Oddio, Non stracciarmi un cattivo. madonna. L'ha toccato. Hanno ammazzato tutti.